Tiziano Moia, grimper under 23 di Venzone, ha dominato la seconda Ultra Vertical che si è disputata a Gemona domenica 22 agosto con il nuovo record di 40 minuti e 21 secondi che gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo di campione regionale della specialità. Partendo subito all'attacco e mantenendo una andatura costante, Moia, dopo 3 km e 800 metri con oltre 1000 metri di dislivello, ha tagliato il traguardo per primo, traguardo che era fissato presso il ricovero Pischiutti a quota 1336 metri sul monte Quarnan. Netto il vantaggio del portacolori della Gemona Atletica sul fornese Marco Del Missier e sul carnico Antonello Morocutti, che avevano tallonato il vincitore senza riuscire a colmare il gap accusato sui primi strappi. Giusto ricordare che Morocutti, terzo al traguardo, aveva vinto la recente Berglauf individuale della staffetta Montelussari a Camporosso. Quella di Moia è stata una performance decisamente attesa in considerazione del fatto che l'allievo del tecnico Ivo Londero si era piazzato secondo al Vertical San Simeone e settimo, con il tempo di 33 minuti e 8 secondi, nella salita al passo Volaia della Tre Rifugi di Collina. In campo femminile, titolo a sorpresa per la triestina Nicole Guidolin, campionessa regionale di mountain bike, che ha trovato la verve per superare le ultime asperità e battere la slovena Pivk e la friulana Carla Spangaro. Quest'ultima, prima nelle Master M40, godeva anche dei favori del pronostico. Nelle altre categorie, successo di Chiara Canetti e Simone Zatti tra i giovani, Martina Spangaro, Fabrizio Puntel, Cristina Candotti, Giovanni Gardelliano, Luisa Conforto, Lino De Luca, Loretta Lucchesi, Luciano Romano, Teresa Furlan e Franco Valle. Sono stati 130 i partenti della gara organizzata da Ivan Serafini. Anche in questo caso si tratta di un record di partecipazione.